Dico che è inquietante, ma non perché ci sono di mezzo io, ma figuratevi, perché stiamo parlando di un virus, di una pandemia, di morti. Tu non è che puoi andare in sala operatoria e scoprire che mentre ti operano litigano tra di loro. I retroscena inquietanti in un'inchiesta lungi dall'essere conclusa. Non solo il report dell'ex ricercatore dell'OMS di Venezia Francesco Zambon, fatto sparire perché criticava la gestione della prima fase dell'emergenza in Italia e il mancato aggiornamento del piano pandemico. Ora, secondo il giornale, le indagini farebbero emergere pure la decisione del team di Ranieri Guerra, il numero 2 dell'OMS sotto accusa per falsa testimonianza, di cancellare alcune frasi del rapporto che apprezzavano il lavoro del Veneto rispetto a quello del governo e che sarebbero state politicamente fastidiose per Roma. Io resto allibito perché siamo davanti a un'infezione, a un ente, diciamo che dovrebbe essere un ente regolatore che ad ombrello dà le regole, è il nostro riferimento come l'ONU, no? È l'ONU della sanità, l'OMS. Io il dottor Zambon l'ho conosciuto dopo il Covid, non sapevo neanche nulla del dottor Zambon, questo deve essere chiaro. Non vorrei mai che fosse penalizzato perché è un veneto. Un vietato elogiare Zaia e la prima gestione dell'emergenza in Veneto che, secondo il gruppo parlamentare della Lega, deve essere approfondito da una commissione parlamentare d'inchiesta. Sì, perché allora il cittadino di cosa ha diritto? Chiarezza. E penso che la verità sia fondamentale. È innegabile che noi ci siamo dati da fare, come molti altri colleghi. Se poi noi abbiamo avuto qualche intuizione in più o un po' di culo in più, lasciatemelo dire, perché poi ci vuole anche la fortuna con il Covid. Anch'io ho letto in questi mesi di questo dibattito, quando ho visto qual era l'oggetto del dibattito, allora ho capito tante robe. E Zaia stesso ricorda il clima teso di quel periodo. Io sono stato criticato perché durante il Covid ho criticato l'OMS, no? Vi ricordate quando dicevo a marzo, ma scusate, ma non hanno niente da dire? Ma scusate, ma le indicazioni da chi le dobbiamo avere? Cosa mi hanno detto i media? Non voi, Vi ricordate gli esperti? Zaia trova scuse. Sì, beh, scuse. A cose chiuse. Se sarà confermata tutta questa vicenda, penso che in OMS forse una bella ristrutturazione ci voglia. Parole che fanno eco a quelle di Francesco Zambon nella nostra intervista mandata in onda in questi giorni su Antena 3. L'OMS deve interrogarsi, allora quali sono le dinamiche che governano l'organizzazione? Certamente non quelle dell'indipendenza e della trasparenza.